Un partito in crescita giorno dopo giorno, oggi Giambrone, qualche giorno fa il collega Granata. Sì, Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento cresce sempre di più. Oggi con l'entrata dell'onorevole Vincenzo Giambrone abbiamo completato un percorso all'interno della provincia di Agrigento che ci porta comunque ad avere una forte credibilità ed essere veramente il primo partito in provincia di Agrigento. Noi questo lo vogliamo dimostrare alle prossime amministrative, lo vogliamo dimostrare alle future regionali che saranno a novembre e naturalmente all'appuntamento per le nazionali. Quindi oggi con l'entrata di Vincenzo Giambrone e di tanti amici che sono presenti abbiamo veramente dimostrato che Fratelli d'Italia vuole diventare partito principe della provincia di Agrigento e dettare la linea politica di questa provincia. Sì, diciamo che per quello che riguarda oggi Fratelli d'Italia è la dimostrazione del grande lavoro che il partito con Lillo Pisano sta portando avanti, un lavoro di radicamento e di rafforzamento nel territorio e questo è dovuto alla credibilità del partito di Giorgia Meloni e dei contenuti che portiamo avanti, quindi siamo assolutamente fiduciosi che questo ci porterà a grandi soddisfazioni. Le ragioni di questa scelta, onorevole? La ragione intanto sono ragioni non solo politiche ma anche di sentimenti, anche perché la politica va fatta di sentimenti. Io mi ritrovo perfettamente e totalmente in questo partito, in Fratelli d'Italia, per temi importantissimi che condivide questo partito, della coerenza, dell'appartenenza, dello Stato della patria, della difesa dei più deboli, del territorio e del rapporto diretto col cittadino. Mi ci trovo perfettamente anche perché le mie origini politiche, la mia storia mi porta sempre verso il centro-destra. Quindi guardando un po' ciò che è successo, ma sono abituato a guardare avanti, a me piace oggi affrontare le sfide più importanti, mi coinvolge il fatto di sapere che ad Agrigento dobbiamo fare in maniera tale di portare questo partito al primo posto perché rappresenta non solo l'interesse del cittadino e lo sa difendere, ma lo rappresenta con la coerenza e con la lealtà che appartiene al partito e appartiene anche principalmente alla Meloni. Un partito che cresce? Sì, una famiglia, visto che siamo Fratelli d'Italia, che diventa sempre più grande, un partito che se vuole, come certamente riuscirà a fare, raggiungere quelle percentuali che già su Roma, quindi su scala anche nazionale ci sono, necessitano di due elementi che qui non mancano e che nelle altre realtà difficilmente si trovano: qualità e quantità. La quantità potete cominciare a vederla soli, la qualità c'è sempre stato con l'amico Lillo Pisano e continua a esserci perché il merito e i comportamenti coerenti poi alla fine pagano sempre e sono quelli che in questo partito vengono valorizzati. Quindi benvenuto all'amico Giambrone, complimenti per tutti gli incarichi dati di recente, complimenti a Lillo che è qui dalla prima ora e a tutto il gruppo, perché se non si fa squadra e non si lavora insieme non si raggiungono i risultati, quindi è un giorno certamente importante, continuiamo così.